Ancora buongiorno, ben trovati all'appuntamento con A Voi la Linea. Caro bolletta, inflazione spaventano sempre di più le famiglie in difficoltà a far quadrare i conti. È il principale tema al centro del Consiglio direttivo di Federconsumatori del Friuli Venezia Giulia, che si è riunito questa mattina a Palmanova alla presenza del Presidente nazionale. A seguirlo per noi c'era Daniele Micheluz. Buongiorno da Palmanova, dove nella sede del municipio è in corso il consiglio direttivo di Federconsumatori del Friuli Venezia Giulia, alla presenza anche di Michele Carrus, che è il presidente nazionale di Federconsumatori. Appunto, anche dal Friuli oggi parte, oggi è l'insediamento delle Camere, parte la nuova legislatura e il problema che è sotto gli occhi di tutti del caro bollette, del caro energia, che sta mettendo in crisi tante famiglie e tante imprese, purtroppo è all'ordine del giorno. Ecco, che cosa chiedete al nuovo governo? Sì, il caro vita è sicuramente la questione che oggi preoccupa di più gli italiani, le famiglie e anche il sistema delle piccole e medie imprese, che rischiano di essere travolte letteralmente da questo aumento soprattutto dei beni energetici, che poi trasversalmente si sta riverberando in modo impressionante sull'aumento dei prezzi dei generi di prima necessità, da quelli alimentari a quelli di largo consumo, ed è una cosa che colpisce moltissimo le famiglie, anche perché noi abbiamo stimato con il nostro Osservatorio Nazionale della Federconsumatori che ci sono già aumenti del costo della vita che su base annua valgono circa 2.600 euro all'anno, che corrispondono a un paio di stipendi o anche a 3 importi di pensione media che vengono pagati nel nostro paese, che vengono erosi appunto da questa inflazione, che è la tassa più ingiusta di tutte, perché si abbatte sui poveri come sui ricchi in ugual misura, ma è chiaro che i secondi la affrontano in un'altra maniera. Ecco perché noi chiediamo e facciamo un appello al governo che andrà ad insediarsi, perché adotti delle misure importanti di sostegno alle famiglie dal punto di vista sia delle politiche fiscali che devono agevolare i redditi più bassi, sia dal punto di vista dei sostegni materiali. In modo particolare noi chiediamo l'istituzione anche di un fondo di contrasto della povertà energetica che colpisce l'8,8% delle famiglie italiane. Sono già 5,5 milioni di persone che fanno difficoltà a cucinare il cibo, a riscaldare o rinfrescare casa, a conservarlo in frigorifero. Quindi si tratta di questioni che sono veramente molto importanti. Poi chiediamo una serie di misure che sono utili e funzionali a tenere sotto controllo i prezzi dei beni energetici, dalla riforma del sistema di formazione del prezzo alla conferma del mercato tutelato e al contrasto delle attività di tipo speculativo, cominciando anche a tassare e a requisire totalmente i super profitti che le grandi compagnie hanno realizzato per utilizzare quelle risorse proprio per realizzare interventi di solidarietà sociale che in questa fase sono assolutamente centrali e indispensabili. Noi di tutte queste cose parleremo il 18 ottobre prossimo in una grande assemblea nazionale di tutte le associazioni, di tutte le principali associazioni dei consumatori italiani, che hanno predisposto già una piattaforma di richieste che vorremmo appunto rappresentare al governo, al quale chiediamo di essere ascoltati. Quindi noi vorremmo che il mondo che rappresenta i consumatori, i cittadini, le famiglie, i soggetti più deboli soprattutto, che hanno rappresentanza anche nelle associazioni dei consumatori, sia coinvolto nella formazione delle decisioni che il governo dovrà assumere e che impatteranno sulle famiglie appunto e sulle persone. Ecco, c'è anche poi il problema di tante famiglie che non riescono a pagare le bollette e c'è il pericolo che poi vengano sospese le forniture della luce e del gas. Ecco, su questo che cosa chiedete, che cosa si può fare? Ecco, questa è già una delle prime cose che devono assolutamente essere messe in campo. Innanzitutto noi chiediamo la sospensione dei distacchi, non devono essere effettuati dei distacchi perché l'energia è un bene di assoluta necessità fondamentale.
si realizza un diritto di cittadinanza attraverso le forniture energetiche e dunque non ci devono essere dei distacchi. Devono essere consentite poi delle rateizzazioni lunghe e lunghissime, senza interessi e senza costi aggiuntivi del peso delle bollette, perché questi sono interventi che immediatamente devono essere messi in campo, e deve essere anche definita in modo molto preciso la casistica della morosità incolpevole, perché come dire, richiede poi la predisposizione di misure di sostegno particolare per i soggetti che proprio non ce la fanno e che hanno delle difficoltà concrete. Chiediamo la istituzione di un fondo che può essere alimentato anche dalla riforma complessiva del sistema fiscale e parafiscale che grava sulla bolletta energetica delle famiglie italiane, sul costo dei carburanti e così via, che serva per l'appunto a contrastare la povertà energetica, che si fa in diversi modi, non soltanto con gli interventi di rafforzamento dei bonus energetici, allargando la platea dei beneficiari ed elevando la soglia dell'assegno del bonus, ma anche consentendo a queste famiglie, a questi soggetti più deboli, di poter avere le risorse che permettono di riqualificare energeticamente le proprie abitazioni, sia nell'acquisto degli elettrodomestici a più alta performance, quindi minori consumi, sia attraverso degli interventi di ristrutturazione delle proprie abitazioni ai quali non hanno accesso per mancanza anche di proprie risorse, di propri risparmi, perché malgrado tutti gli altri incentivi una quota parte di risorse tu la devi avere o devi poterla mutuare in banca. Ecco, quello che avviene è paradossale, perché i soggetti più deboli abitano per esempio nelle abitazioni che hanno bisogno di maggiori interventi di ristrutturazione, ma non hanno accesso neanche agli incentivi, agli ecobonus e ai superbonus a cui hanno invece accesso soltanto i soggetti e le famiglie più agiate. E questa è un'ingiustizia che deve essere appositamente corretta con un intervento del governo che noi chiediamo sia messo in campo tra i primi provvedimenti. Visto che siamo in Friuli Venezia Giulia, qui la Regione ha stanziato 100 milioni per un ecobonus che andrà insomma parallelamente a integrare gli aiuti quando finiranno il 110. Come vede insomma questa iniziativa? Beh, esattamente come stavo dicendo adesso, vede, il Friuli Venezia Giulia, avendo le risorse per farlo evidentemente, ma l'Italia non è tutta uguale, non è tutta Friuli, ha deciso di stanziare queste somme per rafforzare gli altri interventi previsti per esempio nell'ecobonus che valgono per tutti gli altri cittadini, per integrare quella sconto del 50% o del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e quindi portarli al 100%. Ma questa scelta qui non risolve questa contraddizione, cioè che delle famiglie, dei soggetti che hanno bisogno di realizzare quegli interventi non se li possono permettere, cioè non hanno la possibilità di accedere a quell'ecobonus per mancanza di risorse proprie o per scarsi requisiti di bancabilità. E andiamo in Valresia, vallata che è sgomentata qualche ora dopo la notizia che ha travolto chi conosceva Gigino Di Biasio, storico ristoratore, titolare dell'osteria alla Speranza di Resia, colonna portante della cultura di un'area che conosceva molto bene. È stato trovato privo di vita nella sua camera da letto dalla sorella Dorina, è stato inutile ogni tentativo di soccorrerlo. 59 anni compiuto lo scorso giugno, Gigino è stato probabilmente colpito da un infarto, era un sostenitore della cultura resiana, in particolare del gruppo folcloristico e del carnevale locale. Il sindaco di Resia sta valutando di decretare il lutto cittadino. Con l'avvio della nuova legislatura che parte ufficialmente oggi, che cosa ne sarà del super bonus? Lo abbiamo chiesto a Luca Sut del Movimento 5 Stelle, nel passato governo, tra i principali promotori di questa agevolazione fiscale che ha avuto importanti ricadute anche nella nostra regione. Il superbonus 110%, misura che abbiamo voluto fortemente durante la pandemia, è servita a rilanciare un settore che da decenni stava subendo una crisi molto importante.
Abbiamo voluto dare uno shock al settore ed è per questo che abbiamo deciso di mettere proprio la percentuale del 110%, che chiaramente non potrà durare per sempre, ma come abbiamo sempre detto come Movimento 5 Stelle volevamo mantenerla almeno fino a fine 2023 per dare tempo ai cittadini e a imprese di potersi organizzare appunto con i lavori. Chiaramente per renderlo strutturale dopo il 2023 la percentuale va rivista tramite un decalage, come tra l'altro è già stato fatto nell'ultima legge di bilancio. Bisognerà prevedere però di mantenere una percentuale più alta per chi esegue i lavori che permettono di arrivare ad una classe energetica più alta, per chi decide di installare impianti di generazione elettrica di calore esclusivamente rinnovabili e per i condomini, dove si ha anche la difficoltà di mettere d'accordo tutti i condomini. Voglio sottolineare anche che chi critica la nostra misura che propone di abbassare la percentuale, come ha fatto il centrodestra in questa campagna elettorale e che ora è al governo, che questo decalage già esiste, come ho accennato poco fa. Spero che il nuovo governo possa ascoltare le proposte del Movimento 5 Stelle per rendere strutturale questa misura, che ancora oggi, nonostante le difficoltà introdotte dal presidente Draghi, che di fatto, come sappiamo, hanno bloccato il meccanismo della cessione di crediti e che oggi in teoria è stata superata dall'ultimo decreto sostegni, sta portando importanti risultati in termini di riqualificazione energetica degli edifici, evitando il consumo di suolo per la costruzione di nuovi edifici, nonché benefici ambientali e riduzione delle bollette, senza considerare anche il numero di nuovi posti di lavoro che sono stati creati in Italia, oltre 600.000. In Friuli Venezia Giulia il report di Enea aggiornato al 30 settembre 2022 ci dice che si è superata la cifra di 1 miliardo e 100 milioni di euro di detrazioni previste a fine lavori, di cui già conclusi per una cifra attorno agli 810 milioni di euro, per un totale di 7.500 edifici oggetto di questi interventi tra condomini, edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti. Questi numeri dimostrano che la misura deve necessariamente essere prorogata per garantire di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dall'Europa, per eliminare le fonti fossili e quindi abbattere, se non azzerare, il costo delle bollette. Inoltre proporremmo di introdurre per le imprese un'agevolazione tramite credito d'imposta che preveda l'applicazione della cedibilità per gli investimenti in risparmio energetico e impianti di produzione da fonti rinnovabili, estendendo questo meccanismo anche ai crediti d'imposta che caratterizzano il piano Transizione 4.0. Una piccola pausa, torniamo tra poco con A voi la linea. Ben ritrovati in diretta. Si è tenuto oggi a Trieste il convegno Sosteniamo la mobilità sostenibile, ospitato nel Palazzo della Regione nel contesto dell'iniziativa Uniti per la sicurezza stradale, con il patrocinio della Polizia di Stato. L'assessore Fabio Scocimaro fa il punto sulle iniziative intraprese dalla Regione per quanto riguarda una mobilità sempre più sostenibile, mentre il prefetto di Trieste Vardè e il questore Pietro Stuni si sono soffermati sull'importanza della sicurezza stradale e la necessità di essere attenti nella guida. Grossi investimenti per le macchine elettriche ibride, oltre 20 milioni, oltre 20 milioni pure per il progetto Noemix, sono 500 macchine elettriche che devono sostituire quelle vecchie della pubblica amministrazione, non solo Regione ma anche negli altri enti pubblici, e poi 1 milione per le biciclette da poco, sia quelle muscolari che quelle elettriche. Quindi un grosso incentivo per l'elettrico, ma anche una grossa attenzione per la mobilità sostenibile e anche, ovviamente, per la sicurezza. Di recente la Regione ha stanziato oltre 90 milioni per la messa in sicurezza della rete stradale regionale, quindi sicurezza e ambiente. Prefetto, quello della sicurezza stradale è un tema molto importante, è un tema che riguarda tutti, giovani e meno giovani, è un tema sul quale tanto è stato fatto in questi anni, i numeri lo dicono, girano più auto e calano gli incidenti. Sì, è un tema di fondamentale importanza. Gli incidenti stradali sono una delle principali cause di mortalità e occorre un impegno costante sia dal punto di vista tecnologico per rendere sempre più sicuri i veicoli,
ma occorre anche una consapevolezza, una sensibilità da parte dei conducenti, la consapevolezza che devono seguire le regole del codice stradale per evitare questa tragedia, perché di questo si tratta. Ogni anno circa 3.000 morti è un numero insopportabile che va assolutamente, bisogna fare in modo di diminuire. Tanto si è fatto in questi ultimi anni, sia dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica e sia dal punto di vista delle regole, ma adesso occorre una particolare sensibilizzazione ed iniziative come queste vanno in questa direzione. Quindi io colgo l'occasione per ringraziare gli organizzatori, sicuro che queste iniziative servono ad fare ulteriori passi avanti per migliorare la sicurezza stradale. Questo era quello della sicurezza stradale, è un tema centrale. La polizia fa i controlli che servono soprattutto per evitare che uno si metta al volante se non è nelle condizioni ideali, ed è un aspetto questo fondamentale. Credo questo della sicurezza stradale è uno dei temi a noi più cari. Noi sapete che abbiamo una specialità della polizia, che è la polizia stradale, che si occupa pienamente di queste tematiche. È una cosa a cui teniamo moltissimo, cerchiamo di fare molte campagne educative anche nelle scuole e cerchiamo di dire quello che bisogna fare quando si guida, la gran parte degli incidenti si verifica per distrazione, quindi bisogna fare attenzione, non solo non distrarsi a te, ma non bere quando si guida, quindi sono tutti temi che a noi molto cari e quindi su questo dobbiamo insistere sempre di più. La sicurezza stradale è fondamentale perché vediamo che parecchie delle vittime di questi incidenti sono giovanissimi, che a volte per distrazione o perché sono stati in una festa, hanno bevuto tanto, si verificano incidenti molte volte mortali, e quindi sulla sicurezza stradale bisogna lavorare moltissimo. Ci spostiamo a Pordenone perché dopo 20 anni d'attesa nascerà la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, dove attualmente sorge l'ex caserma Monti, che ospita per una parte i richiedenti asilo. Costo dell'opera 13 milioni di euro. Sindaco, ci siamo dalle parole ai fatti. Oggi la presentazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Che caserma sarà e soprattutto il perseguimento della politica green che già sta decollando nel comune di Pordenone? Ma io sottolineo due aspetti. Questa è un'ottima notizia. La prima è per garantire la funzionalità e la migliore efficienza di un corpo come quello dei Vigili del Fuoco. Viene dislocato in una zona in cui ovviamente potranno essere decisamente più facili gli spostamenti e quindi rispondere anche con maggiore prontezza a quelle che sono le richieste. La seconda è che si va a rigenerare un'area che era completamente abbandonata, salvo essere stata sede per un periodo ancora adesso per ospitare i profughi, ma di fatto un'area amplissima, un'ex caserma completamente abbandonata. Grazie all'intervento del Demani invece verrà completamente ripristinata secondo questi canoni green, quindi anche di efficientamento energetico, ma soprattutto una risposta verde. E quindi direi che anche l'area nord della città, che in questo momento reclamava anche una sistemazione di quel sito, avrà una risposta in linea con le loro aspettative. Comandante, che cosa si prova oggi nel presentare la nuova sede, la nuova casa dei Vigili del Fuoco di Pordenone? Beh, soprattutto un'emozione, chiaramente è un obiettivo che avevamo ormai da 20 anni, finalmente ci siamo in maniera concreta. Siamo al passo finale, quindi è stata già battita la gara, quindi ormai tutto quello che deve essere fatto è stato fatto. Chiaramente seguiremo l'opera, seguiremo i lavori, ci comprenderemo continuamente con il provveditorato, con le ditte, in modo che tutto sia efficiente ed efficace come da progetto. Invece per quanto riguarda l'organico dei Vigili del Fuoco ci sono delle novità? L'organico, gli ultimi concorsi hanno dato la possibilità un po' di ripianare, consentendoci di rimodulare gli organici. A breve sarà avviato un nuovo corso per capisquadra, quindi all'inizio di dicembre avremo i nuovi capisquadra che comunque ci permetteranno un po' di respiro rispetto alle carenze ormai che sono annuali.
La collaborazione tra istituzioni è fondamentale per garantire la tutela delle comunità e dei territori della nostra regione, per la protezione della costa che in Friuli Venezia Giulia è lunga, fortemente caratterizzata di complessa e impegnativa gestione. La formazione, l'aggiornamento mirato e continuo dei volontari di protezione civile comunale diventa altrettanto strategica. Sono le parole che ha pronunciato il vicegovernatore della regione, assessore con delega alle protezione civile Riccardo Riccardi questa mattina a Palmanova nella sala ottagonale del centro operativo della sede della protezione civile regionale, all'incontro con il quale si avviano su scala comunale le attività per la definizione del piano regionale di emergenza per affrontare scenari di inquinamento marino e costiero da idrocarburi e altre sostanze nocive. Al vertice hanno preso parte i referenti delle prefetture, la Capitaneria di Porto, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e gli amministratori municipali dei comuni della regione che possono essere interessati da questo fenomeno. Trieste, Muggia, Duino Risina, Monfalcone, Staranzano, San Canzian di Sonzo, Grado, Aquileia e Terzo d'Aquileia, Tor Viscosa, San Giorgio di Nogaro, Lignano, Carlino, Muzzana, Palazzolo, Marano Lagunare, Precenico e La Tisana. Il piano operativo vede in questa fase il coinvolgimento dei comuni e del volontariato per la valutazione dello stato di fatto della costa, spiegato Riccardi, dalle caratteristiche naturali all'impatto dell'attività dell'uomo. Lo stesso piano, ha spiegato ancora Riccardi, assicurerà la formazione e l'aggiornamento mirato e continuo dei volontari di protezione civile, accertando anche la disponibilità di risorse, mezzi e materiali, dotazioni per contenere eventuali inquinamenti costieri o nell'ambito lagunare. Ogni comune di fatto mapperà il proprio tratto di costa indicando anche l'accessibilità, ad esempio tramite strade o sentieri, la presenza di verde, roccia, edifici e in dettaglio la natura del territorio. In questo primo incontro venivano predisposte le linee guida per la classificazione preliminare dei tratti costieri a cura di ciascun comune con il supporto della protezione civile regionale mediante la piattaforma dei piani di emergenza. Saranno organizzati poi corsi formativi rivolti ai volontari di protezione civile dei comuni costieri per l'attività di recupero degli idrocarburi spiaggiati. Negli ultimi anni, ha concluso poi Riccardi, fortunatamente i casi di sversamento sono stati molto limitati e le norme di sicurezza che regolano il trasporto via mare di idrocarburi offrono garanzie sempre maggiori. Riccardi ha poi chiuso ringraziando le prefetture, la Capitaneria di Porto e i sindaci per la loro collaborazione e l'impegno nelle attività di promozione della prevenzione che svolgono. Noi ci fermiamo qui per questo appuntamento con A Voi la Linea, che torna domani sempre alla stessa ora. Oggi prossimo appuntamento con l'informazione per le 16:30 con il nostro TG Flash. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. A più tardi.